Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Nonostante la pioggia avete sfidato le avversità per essere qui, ne sarete ampiamente ripagati, ve lo anticipo e posso dirlo con una certa tranquillità. Quarto testimone che ci parla della vita, un robot. E qualcuno mi ha detto, ma il robot non è vivo. Vero. Ditemi le caratteristiche di una cosa viva. Provate a elencarle e provate a dirmi se un robot con l'intelligenza artificiale non le ha tutte o quasi. Non è così semplice dire cosa è vita e cosa non è vita. E i robot oggi ci costringono a rivedere alcune concezioni tradizionali di ciò che è vivente e di ciò che non lo è. In ogni caso i robot accompagneranno il nostro presente e soprattutto il nostro futuro. E noi siamo un po' così, tra due fuochi, quelli che dicono che bello, ci renderà la vita più facile, tutto sarà più semplice, e quelli che dicono aiuto, sarà un disastro, la fine dell'umanità. Tra queste due sponde bisogna trovare una nostra valutazione. Per darla abbiamo bisogno di informazioni e questa sera abbiamo un ospite che ai robot dà del tu, nel senso che li progetta, li programma, li costruisce, li affina, li ottimizza, gli fa fare cose che vedrete, non ve lo anticipo, troppo divertenti. E soprattutto un ospite che sulle problematiche legate alla presenza dei robot nella nostra società non si tira indietro, prende posizione, suggerisce elementi di riflessione, per cui sarà una serata scientifica ma anche in qualche modo sociale, etica. Vedrete che sarà una chiacchierata che ci arricchirà. Io la introduco come al solito facendo un piccolissimo viaggio nel tempo e torniamo al 1933. E nel 1933 ci sono due ragazze che hanno 18 anni tutti e due. Allora, una sta girando la prima scena di nudo integrale nella storia del cinema. L'altra sta entrando nella congregazione delle Suore della Carità della Beata Vergine Maria. Stesso anno. Cosa hanno a che fare l'una con l'altra? Niente. Il diavolo e l'acqua santa. E soprattutto, cosa hanno a che fare con la serata di stasera? Proviamo a indagare un po' meglio la loro vita. Allora, la prima si chiama Hedy, è nata a Vienna, famiglia altoborghese, ma lei ha una gran passione per la recitazione, non c'è niente da fare, deve recitare e corona il suo sogno. Appunto già da 18 anni recita, questo film che fa molto scandalo, in molti stati non viene neanche programmato, e poi lungo la sua vita otterrà, naturalmente andrà a vivere a Hollywood e otterrà un 25-30 grandi parti, reciterà di fianco agli attori più famosi e sarà il prototipo della bella senza cervello, ammaliatrice di uomini. Qualcuno l'ha definita l'attrice più bella di tutta la storia del cinema, la classica Oka. Come ogni attrice che si rispetti, inanella 6 matrimoni e 6 divorzi. Una volta viene anche arrestata per furto. Il diavolo. Andiamo a vedere l'Acqua Santa. L'Acqua Santa è questa ragazza che appunto entra come novizia, qui siamo a Cleveland, e dopo pochi anni prende i voti definitivi, quindi diventa Suor Mary, e per tutta la vita rimane fedele alla sua vocazione religiosa. Insegna, ricerca, prega, si dà le opere di carità e soprattutto all'educazione delle ragazze, a cui tiene molto. Arriva fino alla fine della sua vita, quando si ammala di cancro, e mentre è in casa di cura organizza dei corsi con le degenti. È una cosa stranissima, insomma. Cosa c'entrano con la robotica? Cosa c'entrano con l'informatica? Cosa c'entrano con la scienza? Ecco, io vorrei stasera togliervi un pregiudizio. Se voi usate un computer, se avete un cellulare, se usate il wifi, se programmate, lo dovete anche a queste due donne.
Andiamo a conoscerle allora. Una si chiama Hedy Lamarr ed è effettivamente quell'attrice di cui vi ho raccontato, ma se entrate in camera sua, la sua camera è piena di libri, di manuali scientifici. Quando lei va in America, scoppia la seconda guerra mondiale, lei è di origine austriaca, ma in realtà è ebrea e vuole collaborare in tutti i modi alla lotta contro il nazismo. E allora nel tempo libero dalle sue recitazioni, piano piano inventa un protocollo per la trasmissione radio che non può essere intercettata, cambiando in modo programmato 88 frequenze diverse. Brevetta nel 1941 questa invenzione, che rimane un segreto militare fino al 1985, ma che adesso è alla base di tutte le volte in cui noi usiamo un wifi, usiamo un wireless, ed è grazie a Hedy se, speriamo almeno, le nostre conversazioni non vengono intercettate. È grazie a lei, all'attrice più bella del mondo. E l'altra, la suora. Beh, diciamo che la suora si prende 2 lauree. Nel 1965 è la prima statunitense a conseguire un dottorato di ricerca in informatica. C'è un laboratorio di computer che tradizionalmente è vietato alle donne. È scritto proprio che non possono entrare. Figuratevi una vestita da suora. Avete presente Sister Act? Proprio con quei veli un po' di una volta, insomma. Quando questa donna arriva devono fare un'eccezione, la fanno entrare. E lei dice, bene ragazzi, io mi immagino le facce di quei ricercatori, proprio quasi me la voglio vedere quella scena. E questa suora che dice, ragazzi, su cosa state lavorando? Ma stiamo sviluppando, vorremmo fare un linguaggio di programmazione, ma facciamo fatica. Dice, dai, mettiamoci a lavorare, su, forza. E viene fuori il BASIC. E poi viene fuori programmi di intelligenza artificiale. E poi se ne inventa una dietro l'altra. E quando, vi dicevo, arriva in una casa di cura malata di cancro, fa dei corsi di informatica per le degenti e dice, scusate, com'è che organizzate i pranzi? Ma dice il cuoco più o meno così. No. Lei cosa fa? Scrive un programma in base alle esigenze dietetiche di tutti i degenti e crea il programma per fare i menù razionali. Fino all'ultimo giorno di vita questa donna programma. Ecco, per cui non bisogna mai fermarsi alle apparenze. La scienza non è una professione, perché noi abbiamo dentro il pregiudizio, abbiamo dentro un'immagine, non ce ne rendiamo neanche conto, come dei robot. In realtà, se ci pensiamo, ci vengono in mente i robot del cinema, più che i robot veri. Quindi questa sera sarà una serata di scienza, ma sarà anche una serata contro i pregiudizi. E ne voglio dire una politicamente scorretta. Magari c'è un retropensiero che dice, ma è possibile che un centro di eccellenza mondiale sia in Italia? Diciamocela tutta, che sia a Napoli. Lo è, stasera lo scoprirete. Perché con i pregiudizi noi non vediamo le cose, senza pregiudizi possiamo aprire gli occhi e non solo conoscere, ma anche gustare quanta passione, quanta ricerca, quanto lavoro c'è in tutta Italia e c'è nel Prisma Lab di Napoli, dove c'è un robot che si chiama Rodiman, che ha un papà che si chiama Bruno Siciliano e stasera è con noi. Grazie mille Ermanno e grazie dell'invito. Insomma, queste sono le occasioni più belle, più divertenti. Perché? Perché diciamo, il fatto di poter comunicare al grande pubblico quella che è proprio diciamo, la passione che anima, che personalmente mi ha totalmente conquistato. Ormai io ho fatto il primo ciclo di dottorato di ricerca nel 1983, quando è stato istituito il dottorato di ricerca nel sistema universitario italiano. E da allora insomma, sono cresciuto, ho reclutato giovani brillanti che in qualche modo, ecco, insomma, con una punta d'orgoglio possono dire che insomma, da tutto il mondo vengono per fare un dottorato oppure una posizione di postdottorato nel mio gruppo. E sono stato più volte tentato di lasciare questo paese, di lasciare Napoli, però insomma, ho sempre creduto che si potesse competere e si potesse primeggiare ai massimi livelli. Durante l'aperitivo abbiamo scambiato 2 chiacchiere con Ermanno e questo genere di serate mi ricorda molto un evento
al quale ho partecipato, che è un qualche cosa che va avanti da 14 anni all'Università di Napoli Federico II, ed è un programma di divulgazione molto simile a questo che si fa nell'aula magna del Centro Congressi, che è l'ex Facoltà di Economia e Commercio via Partenope, che si chiama Come alla Corte di Federico. Ed è proprio insomma, il senso di queste serate. E quella sera io tenni una conferenza, ovviamente con gli aggiornamenti, ora in 10 anni sono successe tante cose dal 2009, quindi vi farò vedere cose sicuramente più aggiornate rispetto a 10 anni fa, però io ebbi una domanda intrigante da parte di... eccola qua, dovrebbe essere partito, da parte di una signora che io stavo tentando di spiegare la differenza tra un robot, ciò che è un robot e ciò che non è un robot. Qua vedete un primo saggio, sulla sinistra ci sono delle macchine automatiche che sono sicuramente classificabili come robot, così diciamo, iniziamo a acquistare familiarità col concetto. A destra c'è Watson, che è il sistema che viene utilizzato per la diagnostica, no? Per il campo della salute, sviluppato da IBM. C'è il Brain Computer Interface per quanto riguarda il comando di una macchina attraverso il caschetto. C'è Google, c'è un network di computer. Ecco, insomma, quello è intelligenza artificiale. Io elaborerò questo tema più avanti, però mi piace esordire con questo e in maniera quasi un pochettino provocatoria ho selezionato questo filmato che era in risposta alla domanda che io ebbi da una signora che era in sala, perché io stavo spiegando che non necessariamente il robot deve avere un aspetto antropomorfo, un aspetto simile all'essere umano, e la signora mi chiese: ma una lavastoviglie, che è comunque una macchina intelligente che fa i programmi, è un robot o meno? E la mia risposta fu questa. Questa è una scena tratta. Posso avere il volume? Questa è Marina Confalone, attrice del Teatro di Edoardo. Questo è Così parlo Bella Vista. Umano della DL che deve fastidio te l'hai spostata. Poi traduco, va bene? Il rubinetto e l'acqua te l'hai già aperta. O programma che ti è morto te l'hai già messa. Che cazzo ti manca? E dici che non può faticare? Voglio vedere te piuttosto, tu o io? Puzzitto sangue, ma non venuto la voce. Hai ragione che sei pesante, non ti posso stare con papà. Mannaggia la lavastoviglie a chi l'ha inventata. Dici, non la ti troverai bene, che sono tutti gli elettrodomestici. È piccane di elettrodomestici. Sai che lì? Il professore dove sta? È al sud. Sai che lì domani devi andare al negozio di Patrizia, bisogna spolverare i santi, stanno chine di polvere. In pratica, diciamo, questo illustra il difficile rapporto dell'essere umano con la tecnologia. La Marina Confalone, che diciamo, nella finzione cinematografica del libro, del film di Così parlò Bella Vista, prova a dialogare con la macchina. E la macchina, nonostante fosse stata impostata, ovviamente non assecondava, no, quello che era l'aspettativa dell'utente. Alla sinistra abbiamo Robot, e questo è un evento al quale sono sentimentalmente molto legato. Perché? Perché esattamente 10 anni fa, sempre nel 2009, a Napoli ci fu un evento a Città della Scienza, a Bagnoli, in cui improvvisammo. Io sono con una persona che è dietro di me, che è Oussama Khatib, che troverete un po' più avanti, che è il mio fratello scientifico, Stanford University, e tenemmo questa conferenza nella sala Newton di Città della Scienza con 3.000 ragazzini delle scuole napoletane, e poi ci fu la sorpresa. Io simulai un colpo di tosse e quindi chiesi un bicchiere d'acqua alla hostess, la fanciulla che era in sala, e dal backstage venne Asimo a portarmi il bicchiere d'acqua. Devo dire, io avevo preparato la scena, però saranno state le luci, sarà stato, diciamo, l'emozione, però veramente io avevo la pelle d'oca perché avevo un movimento molto simile all'essere umano. Sono sentimentalmente legato perché c'era la mia mamma, che ora non c'è più, seduta con i miei figli in prima fila, ed ebbi a dire che secondo lei c'era un bambino nello scafandro di Asimo perché aveva delle sembianze talmente umane. A questo punto voglio fare con voi un breve viaggio di 5 minuti. Questa è una collection che raccoglie quello che a mio avviso sono i risultati più spettacolari, più eclatanti dello sviluppo della robotica in questi 15 anni. Questo è un video che è tratto
da una compilation più lunga che è legata a una cosa a cui sono molto legato, che è lo Spring Handbook of Robotics, che però avrà il suo spazio dopo. E lo statement con cui vado a presentare questo video è uno statement, è in inglese perché ovviamente da un punto di vista divulgativo è sempre meglio fare questi video, questi sul canale YouTube del nostro laboratorio. Il fatto che i robot sono già con noi, sono già tra di noi e dentro di noi, insomma a tutti gli effetti. Quindi vi lascio, diciamo, gustare questo video. Questi sono robot.
Uno dei miei dottori di ricerca, Dario Bellicoso, che era incerto se restare in Italia oppure andare, insomma, diciamo che è un cervello in fuga a tutti gli effetti, è stato appena assunto da Boston Dynamics. Boston Dynamics è la società che era parte, diciamo, di Google, poi fu venduta e di recente è stata acquisita da SoftBank Robotics, che è una società giapponese che ha acquisito anche l'Aldebaran Robotics, che è quella che fa quei robottini che avete visto, quelli piccolini Nao, che vengono utilizzati anche per RoboCup, per le competizioni. Avete forse qualcuno visto i robottini che giocano a calcio? La robotica è solo la mia seconda passione, la mia prima passione è il calcio, insomma, posso fare outing a tutti gli effetti. Diciamo, la fede potete tranquillamente immaginarla, perché io poi, insomma, sono molto partenopeo nelle mie passioni. Quindi, dicevo, è stato assunto il 1° aprile con uno stipendio di partenza di $240.000. Questo, insomma, giusto per dire, poi, diciamo, i ragazzi italiani di formazione italiana poi, insomma, vanno all'estero e vengono particolarmente apprezzati. Fortunatamente Boston Dynamics non fa più, ora che parte della società giapponese, robot per la difesa o per incursioni belliche, anche perché i giapponesi sono molto rigidi su questo aspetto. Io tornerò su questi aspetti etici che sono stati già brillantemente introdotti da Ermanno. A questo punto abbiamo un minimo di familiarità su che cos'è un robot. Giustamente si dice robot perché viene dal ceppo di lingue slave robota, che significa letteralmente lavoro esecutivo, lavoro subordinato. Ed è chiaro che è stata sempre una delle grosse aspirazioni dell'uomo, che risale addirittura ai tempi della mitologia greca. Io farò un salto indietro nella filosofia greca tra un attimo, quando cercherò di declinare quelle che sono le differenze tra robotica e intelligenza artificiale, ed è chiaro che la finzione cinematografica ha più di una volta ispirato quello che poi è avvenuto, no? Nel corso, per esempio, attualmente si parla di sentient machines, cioè di macchine in grado di sviluppare sentimenti, e a me ricorda sempre quella sequenza del film Wall-E, del robot spazzino, in cui appunto Wall-E vede una scena d'amore in TV e si commuove, è appunto, diciamo, una macchina di esprimere i sentimenti. Nella realtà, se torniamo con i piedi per terra, il robot è una macchina in grado di svolgere dei compiti in maniera automatizzata per sostituire o migliorare il lavoro umano. E questo è un primo spunto di riflessione che vorrei condividere con voi questa sera, nel senso che si pone per sostituire l'uomo in lavori, per esempio, pericolosi o estremamente alienanti, oppure per migliorare la qualità della vita di un uomo. Quali sono le abilità di un robot? Questa, diciamo, la paternità di questa diciamo, metafora attraverso l'età di un bambino è dovuta a uno dei padri della robotica moderna, che è Rodney Brooks. Lui è professore emerito all'MIT, è uno dei pionieri della robotica, e lui nella preface dell'handbook, che è stato uno dei colleghi che ha scritto la preface dell'handbook, ebbe a scrivere che se volessimo paragonare qual è lo status quo della tecnologia, bene, allo stato attuale siamo a replicare delle capacità in un robot paragonabili a quelle di un bambino di 2 anni per riconoscere degli oggetti, capacità linguistiche di interazione verbale pari a quelle di un bambino di 4 anni, destrezza manuale pari a quella di un bambino di 6 anni e interazione sociale pari a un bambino di 8 anni. Quindi effettivamente sulla parte sociale, perché poi non c'è l'interazione fisica, siamo più cresciuti, nel senso che siamo più avanti in questa corsa ideale di voler replicare nella macchina quella che la vita è una parola grossa, diciamo quella che è l'intelligenza e anche la manualità dell'essere umano. A me piace, perché insegno robotica da 30 anni, quindi sono molto didascalico, molto tassonomico, quindi inevitabilmente mi piace cercare di definire, no, quello che è lo stato della tecnologia e poi della disciplina, della scienza, che poi la robotica man mano cioè come si è sviluppata. Quella che viene accettata nella comunità scientifica come definizione moderna della robotica è quella che la robotica è la connessione intelligente tra percezione e azione. Quindi in un sistema robotico ci sono 3 ingredienti fondamentali che, se ci pensate, sono gli stessi, diciamo, i 3 componenti, gli stessi sottosistema che regolano le funzioni del corpo umano.
cioè dell'uomo, nel senso che c'è il principio del feedback, della retroazione, nel senso che se io ho uno stimolo e voglio bere un bicchiere d'acqua, che cosa faccio? Osservo dov'è la bottiglia, dov'è il bicchiere, quindi mi servo di sensori, diciamo, visivi, di dati visivi, visuali, e poi di dati aptici, perché io a quel punto, diciamo, tocco la bottiglia e riesco a bere. Che cosa è avvenuto? Dei comandi dal cervello, quindi effettivamente, diciamo, c'è un problema, c'è una tematica di governo del braccio e della mano, e poi l'azione viene attuata attraverso il braccio che si dirige verso la bottiglia d'acqua e porta la bottiglia d'acqua alla bocca. Quindi noi abbiamo 3 componenti fondamentali che sono sensori, attuatori e controllore, e questo è quello che definisce un sistema robotico. Questo lo si può trovare, scusate l'autocitazione, però è un qualcosa al quale sono molto legato, perché ricordo che quando io ho iniziato dopo il dottorato, avevo l'ambizione di diventare un docente universitario, avevo l'ambizione anche di scrivere un libro di testo, quindi sicuramente in questo libro c'è la definizione di robotica così come ve l'ho data, e ricordo sempre una storia, perché io contattai l'editore proprio qua a Milano, della McGraw-Hill. Infatti vedete che il libro italiano è proprio pubblicato dalla McGraw-Hill, e contattai, avevo l'ambizione di scrivere questo libro anche in lingua inglese. Mi fu detto che gli autori italiani non erano così, diciamo, crisp nello scrivere in inglese a livello di un libro universitario, che tipicamente loro traducevano in italiano i testi inglesi. Io, insomma, ho sempre avuto l'ambizione di pormi sfide sempre più grosse, per cui dopo un anno e mezzo che ero in attesa della fiera di Francoforte, che lui contattasse l'editore di Londra, di New York e così via, mandai il mio manoscritto, questo era prima di internet, mandai il mio manoscritto a New York e lo sottoposi alla McGraw-Hill a New York, alla casa madre. Ero però stato abbastanza furbo perché ero già stato un anno in America, quindi avevo iniziato, diciamo, a tessere la mia rete dei contatti, avevo mandato le mie lecture notes, cioè gli appunti dai quali poi avrei estratto il libro, in uso, in visione a una serie di colleghi in università americane significative. Il libro fu accettato al primo colpo, dopodiché io ricontattai l'editore a Milano, dissi vogliamo tradurlo in inglese, e mi levai lo sfizio, uso un termine napoletano per una volta, di farmi pagare per la traduzione, ma non era ovviamente per i soldi, era per il principio, perché probabilmente non aveva creduto, visto, diciamo, i luoghi comuni, il fatto che un professore napoletano, Federico II, potesse in qualche modo scrivere un libro in lingua inglese. Ecco, questo è il libro di testo più adottato al mondo, e il fatto poi di essere voluto restare in Italia e a Napoli in particolare mi dà una punta d'orgoglio maggiore, perché sedi dalle quali ho ricevuto delle offerte diciamo, di CEA, di professore, parlo di Georgia Tech, parlo di Stanford, oppure del University of Illinois at Urbana-Champaign e altre sedi, utilizzano il mio libro di testo, il nostro libro di testo, che poi è stato tradotto non solo in italiano, ma è stato tradotto anche in inglese e in cinese. E questo per me ha un senso particolare che va molto al di là dal fatto che se io fossi andato a Stanford e avessi accettato la CEA a Stanford, è quasi ovvio che un professore di Stanford scriva il libro di testo più adottato nelle università in tutto il mondo. Quell'evento come alla corte di Federico del 2009 mi ispirò questa slide, che ovviamente è un pochettino elaborato per tener corso, diciamo, del passo dei tempi, che si presta molto bene a cogliere quella che è la dicotomia tra il sogno dell'uomo di realizzare delle macchine simili all'essere umano, e questo affonda le sue radici nel 1200, in cui ci fu uno studioso arabo, tale Al-Jazari, che costruì una specie di automa, con i limiti della tecnologia dell'epoca evidentemente, che potesse essere un sistema automatico. Poi evidentemente da italiano non potevo dimenticare, l'ho visto anche nell'opuscolo divulgativo di comunicazione dell'evento di questa sera, quel geniaccio di Leonardo da Vinci che nelle sue multiformi realizzazioni di arte, di ingegneria, di architettura e così via, realizzò anche un umanoide che sembra quasi l'armatura di un soldato per come era realizzato. Un milestone importante nel 1550, la prima mano protesica realizzata da un medico francese tale Robert Ambrose, e poi via via anche l'aspetto ludico, quello che oggi definiremmo con un termine inglese edutainment,
edutainment, cioè il fatto di educare divertendo, education and entertainment, il fatto di utilizzare, queste sono le bamboline dei fratelli Droz svizzeri, quasi come dei carillon di intrattenimento per i bambini. Poi l'anno topico, fra un anno saranno esattamente 100 anni in cui nell'accezione moderna esiste il termine robot, come nel dramma teatrale scritto da un autore cecoslovacco dell'epoca, Karel Čapek, I robot universali di Rossum. E questa è un'immagine presa, diciamo, dal suo libro, dal libro di Karel Čapek, in cui ci sono questi atomi. Rossum era un bottegaio che, per soddisfare gli ordini, un artigiano, decide di creare dei doppi meccanici, delle creature meccaniche che potessero lavorare a ciclo continuo per soddisfare gli ordini che lui aveva. Poi nella finzione teatrale le macchine si ribellano all'essere umano, andando a violare quelli che sono i presupposti poi delle leggi fondamentali della robotica, che sono nei libri di fantascienza di Isaac Asimov. L'ultima è una foto che ho fatto di persona all'Expo Mondiale del 2005 ad Aichi, in cui c'è stata la parata dei robot umanoidi fatti in Giappone, e ci sono delle radici culturali, addirittura diciamo sociologiche e religiose, del fatto che i giapponesi si ostinano a realizzare dei robot a sembianze umane o a sembianze animali. Avete visto Paro, il cucciolo di foca nel filmato precedente. Perché? Perché per come è strutturata la loro società, i giapponesi sono convinti, da buoni shintoisti, che le macchine debbano avere un'anima. E allora, dovendo avere un'anima e dovendo essere accettate dagli esseri umani, devono avere un aspetto simile agli esseri umani oppure agli animali, diciamo da un punto di vista proprio, insomma, di ispirazione zoomorfa. E quindi c'è stato questo sogno, poi ha portato alla realizzazione dei robot umanoidi tipo Asimo che avete visto nel filmato. D'altro canto, l'uomo negli ultimi 60 anni ha sentito il bisogno di realizzare delle macchine utili all'uomo, per cui la robotica è nata a livello industriale. Io sono nato nel 1959, ho compiuto da poco 60 anni, bene, il 1959 è l'anno in cui è stato realizzato il primo robot industriale su progetto di George DeVol, un ingegnere della Unimation, casa americana, e le applicazioni manifatturiere nel ventennio dal 60 all'80 sono quelle che hanno contraddistinto il passaggio dalle macchine a controllo numerico ai robot articolati. Poi idealmente i robot sono stati utilizzati anche al di fuori delle fabbriche. Il termine inglese è field robotics, che potremmo tradurre in italiano come robotica per l'esplorazione. E l'apice di queste applicazioni sicuramente sono state quelle spaziali, in cui sono stati inviati dei rover sul suolo marziano, no? Per l'esplorazione del suolo marziano. E ci sono ovviamente i grossi programmi della Stazione Spaziale Internazionale. Ora c'è un grosso programma cinese di portare robot, di popolare la Luna con dei robot. C'è un grosso programma in Cina che è partito da qualche anno. Nel ventennio successivo, quello che poi ha portato ai giorni nostri, si è sviluppata quella che si chiama la robotica di servizio, il cui apice ovviamente è l'applicazione per il beneficio dell'umanità, cioè il settore dell'health, il settore medico. Può essere quello chirurgico, può essere quello riabilitativo. Avete visto sia degli esoscheletri sia degli endoscheletri, delle protesi nel filmato. Nel ventennio prossimo si sta sviluppando questo concetto di robotica personale, per cui così come noi ora diamo per scontato che ciascuno, questi sono già sorpassati, perché ora diciamo la tecnologia pervasiva ubiquitaria è questa, è quella dei cellulari, dei tablet, no? Degli smartphone e così via. Bene, 20 anni fa era il personal computer, 30-40 anni fa era probabilmente la TV a colori nelle famiglie. Bene, da qui ai prossimi 10 anni e così via si andrà sviluppando un concetto di personal robot. Il dilemma, non solo per la comunità scientifica ma proprio per la società, se questo oggetto, questo personal robot, debba avere o meno delle sembianze di tipo antropomorfo, di tipo umanoide. E non è detto, perché potrebbe essere, voi avete visto il robot aspirapolvere nel filmato carino col cane, col cagnolino e col gatto, no? Così via. Però può essere un qualche cosa che sta nelle famiglie. Bene, in Giappone, e ho scoperto l'anno scorso che ho fatto un giro di conferenze in Cina, anche in Cina, questo è già realtà, nel senso che ci sono famiglie che hanno già un robot companion.
Il robot che avete visto poc'anzi, Pepper, quello della francese Aldebaran Robotics, l'Aldebaran Robotics è stata acquisita da SoftBank, gruppo bancario giapponese, proprio per il fatto che Pepper, con una formula in cui il governo ha fatto delle agevolazioni, è stato fornito a decine di migliaia di famiglie giapponesi a un costo molto basso di noleggio, ed è a tutti gli effetti un robot companion che intrattiene i bambini, fa alcune faccende domestiche e così via. Quindi stiamo transitando dalla robotica di servizio alla robotica personale. Ora, mettiamo un pochettino d'ordine. È chiaro che il settore più maturo di questa tecnologia è quello industriale, ed è altrettanto chiaro, io fra un attimo una slide che è legata all'attualità, a quella che è il concetto di digitalizzazione dell'industria, il concetto di industria 4.0, ma da dove si è partiti? Quello che si sono succedute in questo grafico sono rappresentate quello che io chiamo le 3 onde robotiche, che sono un po' le 3 generazioni di robot che si sono sviluppate. Quindi sull'asse verticale abbiamo l'innovazione, ovviamente, man mano sempre maggiore, e poi il tempo. Si è passati dai robot industriali che venivano programmati offline oppure appena con un PC, a dei robot che non solo sono più leggeri, ma hanno la possibilità di interagire in sicurezza con l'essere umano. Si parla di concetto di compliance, di concetto di robot cedevoli. Ovviamente questo ha posto dei problemi non solo sul progetto meccanico del sistema, ma anche sulla sicurezza e sulla intuitività di poter programmare un robot. Perché una delle barriere, soprattutto per le piccole e medie industrie, di prendere un robot e di fare un'operazione e dice poi chi lo programma il robot, come faccio a utilizzarlo? Bene, questa tecnologia sta diventando sempre più, fatemi usare questo neologismo, customizzabile, di tipo plug and play, alla stessa stregua come uno dei nostri ragazzi prende questo oggetto senza conoscere il manuale di istruzione, lo accende e comincia a utilizzarlo. Questo sta avvenendo, è iniziato a avvenire con la seconda onda robotica. Nella terza onda robotica l'uso intuitivo è ancora più accentuato e il robot diventa intelligente e ha anche la possibilità di coordinare in maniera intelligente la parte deambulante, la parte di movimentazione, il carrello, col braccio manipolatore, alla stessa stregua, diciamo, di un sistema umano, anche perché il sogno è sempre realizzare dei robot che facciano delle funzioni simili a quelle umane. Ho già citato Industria 4.0 e quello che è il connotato della quarta rivoluzione industriale per noi che ci occupiamo di robotica è i cosiddetti Cyber Physical System. Questo è un grafico di McKinsey, di uno degli studi recenti che è apparso. Bene, per CPS, Cyber Physical System, c'è proprio, voglio introdurre il discorso tra la parte di intelligenza e la parte fisica. E, diciamo, come dire, l'icona, potremmo dire, che rappresenta a tutti gli effetti quello che ha cambiato la storia della robotica industriale, si parla di robotica industriale avanzata, è il cobot, e potete facilmente immaginare dal termine che per cobot si intende un robot cooperativo, un robot che possa essere utilizzato in maniera intuitiva e sicura e anche accettato dall'essere umano. Cioè quindi a questo punto non abbiamo più il robot che si sostituisce all'essere umano, ma abbiamo il robot che coopera con l'essere umano. È chiaro che quando si parla di robotica e si parla di automazione, un tema molto scottante è quello della cosiddetta disoccupazione tecnologica, nel senso che si pensa, a torto o a ragione, e qua potremmo veramente passare delle ore e dedicare una serata a questo tema, si parla del fatto che a causa della robotica e a causa dell'automazione si perderanno posti di lavoro, soprattutto i lavori più, come dire, manuali, quelli che poi allo stesso tempo possono essere anche quelli più pericolosi, perché per esempio in Italia nei cantieri edili muore una persona e mezza al giorno, ci sono 450-500 morti ogni anno nei cantieri edili, quindi magari qualcuno di questi lavori pericolosi potrebbe essere sostituito da un robot, da una macchina, quindi non è che dobbiamo anche pensare necessariamente al fatto della disoccupazione tecnologica. In questo video, che è tratto da Fortune, quindi questa è una serie di video che vengono pubblicati, la rubrica si chiama Radar, è in inglese però è senza audio, quindi lo vado a commentare, si parla del problema che sempre più robot stanno prendendo i nostri lavori. Quali sono i lavori a rischio? Quali sono i lavori a rischio? Bene, è chiaro che ci sono dei lavori ripetitivi, tipo call center, oppure il receptionist, in cui effettivamente non c'è
cioè c'è solo un problema algoritmico di andare a correlare alcune informazioni e a presentare determinati comportamenti, e questo è uno. Si parla tanto di auto autonome. Io sono solito andare nella zona intorno a Francoforte, perché là c'è un concentrato di università, centri di ricerca, e stanno costruendo la prima autostrada elettrificata tra Francoforte e Basilea. Io all'inizio sembrava che stessero costruendo una S-Bahn, una linea ferrata, invece ho visto le prove dei truck con un pantografo praticamente, che vanno, diciamo, elettrici, quindi dei veicoli ibridi, però da un punto di vista legale ci sarà sempre l'autista a bordo, perché poi il truck, il tir, deve uscire dall'autobahn, dall'autostrada, e andare in un contesto urbano. L'altro settore in cui i posti di lavoro sicuramente non si perderanno è quello dell'health, è quello della salute, sia la parte chirurgica sia la parte riabilitativa, perché ne parlavo, diciamo, nel briefing con Ermanno. Noi ci stiamo occupando da 4 anni a questa parte, non siamo ovviamente gli unici, anzi forse siamo gli ultimi arrivati nel settore, di problemi di robotica chirurgica, e stiamo affrontando questo problema da un punto di vista etico, di accettabilità per il paziente di essere operato da un robot, ma in realtà non viene operato da un robot, viene operato dal chirurgo che attraverso una macchina, dietro una console, il robot è semplicemente un replicatore di comandi. Ecco, quello che si vorrebbe fare è di aumentare il livello di autonomia, ed è chiaro che ci sarà sempre l'autonomia decisionale dell'uomo che utilizza questa tecnologia. Quindi ben venga l'uso della tecnologia, però a questo punto è una tecnologia al servizio dell'uomo. Per cui a fronte di posti di lavoro persi, che poi sono probabilmente anche quelli più pericolosi o quelli più alienanti o anche quelli più, diciamo, mortificanti proprio come dignità dell'essere umano, ci sono studi di settore che mostrano che in realtà in prospettiva si andranno a guadagnare molti più posti di lavoro. La stessa Amazon, che in qualche modo nell'ultimo anno abbia acquisito più di 100.000 robot nei vari impianti, uno può pensare che 100.000 posti e forse anche più posti di lavoro sono stati persi. In realtà Amazon ha più che decuplicato il personale, le persone assunte. Perché? Perché chiaramente si creano nuovi lavori, si lavora molto più sugli aspetti delle app, sugli aspetti del software e così via, per cui a fronte di 100.000 robot hanno fatto assunzioni per 300.000 persone nello stesso periodo di osservazione. Quindi questa è la cosa clamorosa del fatto che non è detto che si possano perdere posti di lavoro, si possono anche guadagnare grazie all'introduzione della tecnologia. Ogni volta che c'è una nuova tecnologia, anche quando c'erano i computer al posto delle macchine da scrivere, abbiamo fatto, diciamo, discussioni di questo genere. C'è un sito molto carino che vi invito a visitare, che è Will Robots Take My Job? È in inglese, può darsi pure che si possa fare una traduzione in italiano. Potete mettere il lavoro e la professione, e in base alla professione esce il coefficiente di rischio. Io ho messo ingegnere industriale, quello che faccio io, il coefficiente di rischio è molto basso, il 3%, quindi per il momento io sono al sicuro, insomma. Però vi potete divertire, ecco, nel momento in cui mettete call center oppure altre professioni, altri lavori, queste cose ovviamente le percentuali salgono decisamente. Quindi quello che è avvenuto è una transizione progressiva dei robot dalle fabbriche alle nostre case. In questo grafico io cerco di ricapitolare quelle che sono le 3 grosse aree di interesse che in qualche modo abbiamo focalizzato assieme questa sera, vale a dire l'industria, il settore dell'esplorazione e il settore del servizio. Mi dispiace che questo rosso sbatte un pochettino sul grigio, probabilmente anche per le luci del palcoscenico, però per coloro i quali non riescono a leggere, forse avrei dovuto dare un giallo qua che era più visibile, i 4 settori più importanti per le applicazioni industriali sono nell'ordine l'automobilistica, la chimica, l'elettronica e anche l'alimentare. La food industry, c'è un evento che si fa ogni volta a Milano a maggio, 2 anni fa è venuto anche Obama alla fiera di Milano, un evento che si chiama Food Tech, praticamente mi invitarono per il fatto di Rodiman, poi magari, diciamo, vi faccio vedere qualche cosa. Poi nel caso della robotica e dell'esplorazione, l'aeronautica, il settore aerospaziale, la sottomarina e il salvataggio. Per esempio una mia collega, Robin Murphy, che all'epoca era all'University of South Florida, dopo la tragedia, cioè l'attacco criminale alle Torri Gemelle dell'11 settembre del 2001, operò i suoi robot sulle macerie di Ground Zero alla ricerca di persone in vita o quantomeno di resti umani. Quindi questa è una delle applicazioni, e lo stesso è stato per il terremoto di Kobe e lo stesso è stato anche per la tragedia dell'impianto nucleare di Fukushima. Poi c'è l'applicazione di servizio, in cui le applicazioni domestiche,
il ruolo scuola-gioco, quello che io ho classificato col termine inglese dell'edutainment, la riabilitazione e la medicina. Che cosa va a connotare questo passaggio graduale dei robot dalle fabbriche alle nostre case? Il crescente livello di autonomia. Ed è chiaro che nel momento in cui vogliamo dei sistemi più autonomi, vengono in ballo anche delle questioni di carattere etico, alle quali arriviamo tra un attimo. Quindi capite bene che se vogliamo sviluppare dei robot di servizio, dobbiamo porci il problema di come i robot andranno a interagire con gli esseri umani. Per cui i robot non dovranno essere visti come entità isolate, ma completamente inserite, cioè si parla proprio di social robot, completamente inserite nei vari ambienti in cui l'uomo, diciamo, vive. Per cui i robot sono destinati a migliorare il lavoro umano, la qualità della vita, invece che sostituirsi a noi nelle case, negli ospedali, nelle fabbriche, nelle fattorie e lungo le autostrade, come vi ho fatto vedere con le auto autonome. Di questi temi si parla in quello che, diciamo, io sono molto legato, perché credo che sia la cosa professionalmente più bella che abbia fatto nella mia vita, è che lo Springer Handbook of Robotics, al quale ho dedicato, è il mio quarto figlio, mia moglie lo sa che insomma, è la mia quarta creatura a tutti gli effetti, perché ho dedicato 12 anni della mia vita, dal 2002 al 2008 per la prima edizione, e la prima edizione ha avuto un riconoscimento prestigioso, perché ha avuto un riconoscimento da American Association of Publishers, che è il cosiddetto Prose Award, che viene dato ogni anno ai publisher per le varie categorie. Bene, l'handbook ha vinto questo award per Engineering and Technology, ma la sorpresa più dolce è il fatto di aver vinto l'Oscar dell'Oscar, nel senso per la categoria generale di Physical Sciences and Mathematics, cioè scienze fisiche e matematiche. E questo, per noi che abbiamo vissuto in questi 6 anni, che poi hanno portato a questo riconoscimento, non è stato un award per la Springer, la casa editrice con sede a Heidelberg, non è stato neanche un award per Ussama Khatib o per Bruno Siciliano, neanche un award per i 200 autori che hanno collaborato, ma è stata la consacrazione della robotica come scienza, al di là dei confini dell'ingegneria e della tecnologia. Pensate che il libro che aveva vinto l'award l'anno prima era un libro della Wiley, Molecules and Medicine, giusto per darvi un'idea. Insomma, quindi questo è stato veramente un milestone a tutti gli effetti dello sviluppo della comunità robotica. E in questo video, che dura 2 o 3 minuti, vi dà un'idea del coinvolgimento e della passione con la quale abbiamo lavorato sul progetto dell'handbook. Il video, vi faccio giusto un trailer, un passaggio. Questo è Rodiman, visto che è stato anche utilizzato in campo alimentare e così via, che quando è arrivata la prima copia dell'handbook in laboratorio, Rodiman, diciamo, l'ha sfornata, nel senso che l'ha posta, quindi insomma i miei ragazzi in laboratorio hanno fatto questo video. Questa foto. Questo è stato il primo libro al mondo che è uscito con questa tecnologia delle app, che riconosce i video all'interno del libro.
E questo è stato, quando è uscita la seconda edizione, eravamo in un convegno a Daejeon in Corea e quindi niente, poi abbiamo fatto le magliette, abbiamo fatto le cose, insomma ovviamente c'è tanta goliardia nelle comunità scientifiche e la robotica ovviamente non può fare eccezione. Il bello della robotica è quello, io lo dicevo a Ermanno venendo in macchina, io mi annoio ormai a andare ai convegni di robotica perché in qualche modo ce la cantiamo e ce la suoniamo, nel senso che certamente ci sono gli aggiornamenti, ci sono, come dire, ovviamente questa sfida, no? Però la vera sfida non è tra i laboratori di robotica a competere uno contro l'altro e così via, la vera sfida è una sfida di cultura scientifica. Cioè come se in questi 50-60 anni quelle che io chiamo le core methodologies and technologies, cioè il kernel, lo zoccolo duro delle metodologie e delle tecnologie utili alla robotica, ormai il grosso è stato fatto. La nuova sfida della robotica non è all'interno della nostra comunità, ma è crocevia con le altre comunità scientifiche. Biomeccanica, interfaccia apte, neuroscienze, machine learning, non l'ho tradotto questo, prototipazione virtuale, animazione, chirurgia, reti di sensori, è una lista assolutamente non esaustiva di questa contaminazione di saperi che la nostra comunità scientifica sta vivendo. Quindi mi diverto molto di più a andare ai congressi non di robotica, perché per me sono occasioni di trovare nuove sfide e ovviamente ci vuole un'apertura scientifica, perché in qualche modo è troppo facile restare nel nostro cortile, no? Nel nostro ambito in qualche modo. E questo è uno statement che non è solo come dire, dominio della robotica, cioè che le grandi innovazioni accadono sempre all'intersezione delle discipline e gli sviluppi, cioè se la robotica avrà un futuro, come sono convinto che lo avrà, dipenderanno in gran parte dalla cooperazione scientifica e dal fatto che questa tecnologia, come avete già avuto un saggio, sta diventando sempre più ubiquitaria, distribuita e integrata negli ambienti intelligenti, al punto da scomparire, nel senso che noi non faremo più caso, così ciascuno di noi, in Italia ci sono più smartphone, più tablet di cittadini italiani e questa cosa, diciamo, potrà avvenire anche per la robotica. Nel momento in cui si parla di robotica e anche nell'introduzione di Ermanno, ma è giusto che sia così, è quantomeno giusto, non solo è lecito, ma è giusto che sia così, si parla anche molto spesso di intelligenza artificiale, anzi nei media i due termini sono sempre visti quasi come se fossero dei sinonimi. In realtà, cosa intende per intelligenza artificiale? Io ho provato a dare la definizione più semplice possibile, la capacità di un computer di riprodurre funzionamento e logiche della mente umana. Quindi c'è l'intelligenza. Ora, facciamo mente locale alla definizione che io vi ho dato di robotica, cioè la connessione intelligente, e abbiamo l'intelligenza, tra percezione e azione. Lasciamo un attimo da parte l'azione, concentriamoci sulla percezione. Come si ha la percezione? Grazie ai sensi. E allora, in questa visione parossistica dei sensi dell'essere umano, io faccio riferimento a quello che viene chiamato il cortical homunculus. Che cos'è? È una visione, diciamo così, quasi da fumetto, da cartone animato, dell'importanza dei sensi per l'uomo. Questo cortical homunculus ha degli occhi abbastanza grandi, anche una lingua, il senso, il gusto, no? Chiaramente. Le orecchie sono abbastanza così, ma ha due manone. Perché? Perché il senso più importante per l'uomo non sono gli occhi, è il tatto. È il tatto. E il fatto che abbia due manone, d'altra parte le persone che hanno, diciamo, dei limiti visuali, sono comunque in grado perfettamente di vivere grazie al fatto che interagiscono e che toccano. E allora il fatto che la percezione sia così importante per il tatto riporta il discorso su quello che è l'intelligenza artificiale e, a mio avviso, consente di capire quali sono le intersezioni tra robotica e intelligenza artificiale. Di questo si fa un gran parlare sul ruolo dell'intelligenza artificiale. Per essere attuale, io ho riportato, è una querelle che risale credo a un anno e mezzo fa, questo contrasto che c'è stato tra Elon Musk e Mark Zuckerberg, quindi parliamo di Tesla e di Facebook.
Zuckerberg è 7 volte più ricco, credo, di Elon Musk, diciamo, perché ovviamente sono le classifiche, no? Forbes fa le classifiche delle persone più ricche. Bene, Musk ha detto, si sono concentrati entrambi sul ruolo e sul dibattito, sul pericolo dell'intelligenza artificiale. Zuckerberg, da buon così, è convinto che tutto il mondo migliorerà grazie all'intelligenza artificiale. Musk è dell'idea opposta, nel senso che ha paura che l'intelligenza artificiale porta poi alla distruzione, alle armi autonome e così via. È un discorso, è una cosa che si è sviluppata intorno all'intelligenza artificiale. Però quello che vorrei fare con voi stasera è una riflessione, nel senso che non c'è solo la parte di intelligenza, la parte di cognizione, c'è la parte di percezione, questa l'abbiamo catturata, abbiamo anche imparato la percezione, l'importanza dei sensi col cortical homunculus, ma c'è anche un discorso legato, la percezione, non a caso quella del tatto, è quella più sviluppata nell'essere umano, perché l'essere umano impara a interagire col mondo grazie alla possibilità di manipolare, di toccare gli oggetti. E questo mi riporta indietro nel tempo alla filosofia greca. Aristotele era della convinzione, quindi questo è diciamo, il contrasto, la dicotomia che esiste tra corpo e mente, perché Aristotele era convinto che l'essere umano, in quanto essere intelligente e superiore, ha poi sviluppato la sua capacità di manipolare e di interagire con gli oggetti. Anassagora era della tesi contraria. Perché? Perché sosteneva un concetto di embodiment, cioè il fatto che l'uomo fosse diventato sempre più intelligente grazie alla sua capacità di interagire col mondo toccando gli oggetti. Come un bambino impara a interagire col mondo, la prima cosa il bambino prende un oggetto e lo porta alla bocca. Quindi non c'è solo la mente, c'è anche il corpo e bisogna capire questo concetto di intelligenza se è solo un fatto neuronale oppure nel caso dell'uomo, e a questo punto io vi dico anche dei robot, io posso fare, non devo solo fare un cervellone, un calcolatore che controlla il robot, perché ci può essere una forma intelligente, magari ispirata di tipo zoomorfo, per realizzare un robot tentacolare, cioè la natura ci dà tanti esempi di intelligenza che non è solo un fatto neuronale, ma anche la forma. Si parla anche di fusione nella natura della forma e della funzione che un arto, in questo caso, oppure una macchina debba avere se progettata di ispirazione biologica. E allora, in qualche modo, a me piace dare la possibilità, quello che chiamiamo, in inglese direi AI fleshed out. Fleshed out in italiano può essere tradotto come dare corpo all'intelligenza artificiale. Stiamo scrivendo un articoletto per Nature su queste tematiche che spero venga pubblicato presto. Per cui in realtà la grande sfida si pone all'intersezione della robotica con l'intelligenza artificiale. È sterile dire che mettersi il cappello, perché se io mi mettessi il cappello del robotico, per me l'intelligenza artificiale è solo una tecnologia abilitante. I puristi di intelligenza artificiale dicono che la robotica è solo una delle N applicazioni, però guarda caso in Italia e in Europa i risultati più brillanti nell'intelligenza artificiale sono stati utilizzati per sistemi cognitivi utilizzati per i robot, quindi forse non è un caso anche che a livello comunitario ora nel passaggio da Orizzonte 2020 a Orizzonte Europa, che sarà il 9° programma quadro, la robotica e l'intelligenza artificiale sono state messe strategicamente assieme. Io faccio parte dell'associazione, sono uno dei direttori del board dell'Associazione Europea di Robotica e noi stiamo molto lavorando in questo senso, proprio di dare corpo all'intelligenza artificiale. E l'intelligenza artificiale fisica è l'obiettivo più ambizioso da perseguire, perché non c'è solo la mente e i sensi, c'è il corpo, e nel momento in cui c'è un'azione animata si pongono delle problematiche di non semplice soluzione che non sono solo astratte, come un algoritmo intelligente come Watson, ma si vanno a scontrare, lasciatemi dire, con quello che è la realtà fisica. E l'uso deterministico, blind in inglese, dell'intelligenza artificiale e il suo impiego indiscriminato in robotica è potenzialmente dannoso. E per illustrare l'interazione fisica, questa è la mia prima lezione del corso di controllo dei robot, io faccio vedere questo filmato. 1930 credo, se non vado errato, tempi moderni, Charlie Chaplin. Il povero Charlot, dopo un turno alienante di lavoro, deve essere alimentato da una macchina, perché così volevano gli ingegneri della fabbrica nel quale lavoravo, perché tutto deve essere automatizzato, no?
quindi la sequenza è strettamente rigida e tutto funziona, tutto va, diciamo, come dovrebbe andare, se non che ci può essere un malfunzionamento, un sovraggiri del motore, no? E così via. E a questo punto capite bene che è l'uomo che deve adattarsi alla macchina. E per quanto gli ingegneri possono cercare di sistemare, no, il guasto, il malfunzionamento, il disturbo che è avvenuto, alla fine finisce chiaramente sempre come nei film dell'epoca, a torta in faccia. Per cui questo dà uno spunto di riflessione sul fatto che noi vogliamo o meno progettare una macchina che sia completamente autonoma. E allora se noi andiamo a tener conto di quelli che sono gli aspetti fisici dell'interazione tra robot e esseri umani, tra uomo e macchina, insieme ad alcuni colleghi della comunità scientifica italiana abbiamo coniato un nuovo acronimo, nel senso che noi siamo nell'era dell'ICT, cioè dell'Information Communication Technology, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Bene, se vogliamo declinare l'intelligenza artificiale a livello fisico, probabilmente dovremmo occuparci delle tecnologie dell'interazione, IAT, in cui la A è stata intenzionalmente capitalizzata proprio per enfasizzare il ruolo e l'importanza dell'azione fisica, nel rispetto di quella che poi è la definizione della robotica come connessione intelligente per l'appunto tra percezione e azione. E vado verso la fine della mia chiacchierata perché poi vorrei lasciare un po' di spazio alle domande che sicuramente spero di aver suscitato quantomeno la curiosità dei presenti in questa sala questa sera. Tra quelle che sono le relazioni tra etica e robotica. Bene, questo identifica proprio un segmento, il capitolo finale dell'handbook è proprio dedicato a else, che è una preposizione in inglese, no? Che significa altrimenti, che è un acronimo che sposa anche l'italiano per una volta e sta per le problematiche etiche, legali, sociali ed economiche. I robot in quanto macchine non hanno un'etica, quindi tutto ciò che riguarda il contesto etico, legale, sociale ed economico riguarda chi progetta, chi realizza e chi impiega i robot. E la coabitazione tra esseri umani e robot sta diventando sempre più difficile, al punto che manca una legislazione nell'interazione tra robot e esseri umani. E quali sono i doveri morali che a essi corrispondono? Io provo ad affrontare questo tema brevemente con un paio di trasparenze nell'interesse del tempo. Mi sono permesso di suggerire al buon Ermanno, c'è una persona che è molto più esperta di me, con la quale io sono assolutamente affascinato nel collaborare e che mi fa piacere menzionare stasera, che è Guglielmo Tamburrini, che è un docente di logica e filosofia della scienza del mio dipartimento, che a mio avviso è una persona illuminata, perché è una persona che pur avendo una formazione umanistica è in grado di colloquiare proprio in questa contaminazione con noi ricercatori, per cui noi parliamo di controllo, di impedenza, e lui magicamente, essendo una persona illuminata, come le persone illuminate, è in grado, diciamo, di andare a coniugare quella che è la sua formazione umanistica nel campo della logica, della filosofia delle scienze, con quello che poi sono le esigenze tecnologiche di realizzare dei robot sicuri nell'interazione con gli esseri umani. Vado a declinarlo in due istanze. Uno, assistenti personali. Sicuramente i robot come assistenti personali possono essere utili per gli anziani e per gli altri gruppi di persone vulnerabili, per cui potranno consentire per esempio agli anziani di conservare la propria indipendenza in età avanzata e di continuare a vivere autonomamente nella propria casa. Però, diciamo, c'è un filmato molto carino che devo mettere in una di queste presentazioni, che si vede l'anziano che frega il robot, nel senso che c'è una forchetta che registra le operazioni che lui fa, e lui poi per esempio tipo un contapassi, mette il contapassi al cagnolino, lo fa camminare perché frega la tecnologia, perché in qualche modo c'è sempre la dignità dell'uomo che è contento o meno del fatto che, diciamo, qual è il giusto equilibrio tra protezione della salute e protezione della libertà personale nell'interazione uomo-macchina. Si sta cominciando a parlare da poco, però è un tema di cogente attualità a tutti gli effetti, del quale non solo secondo me, secondo noi bisogna occuparsi. L'altro riguarda, non potevo non menzionarlo, l'avete visto anche nella prima slide in cui volutamente ho messo una Google Car, i veicoli a guida autonoma. C'è stato il primo incidente in cui una Tesla ha ucciso una persona perché ha attraversato non sulle strisce, per cui non l'ha riconosciuto in tempo reale come un essere umano, per cui alla fine, diciamo, l'ha investita. È chiaro che
Grazie alla tecnologia, l'auto attualmente è elettronica e intelligenza artificiale a tutti gli effetti, possono essere degli ausili alla guida, riducendo drasticamente il numero delle vittime dell'incidente stradale. Però ci sono i dilemmi che noi dobbiamo affrontare, che sono noti nella letteratura come gli stati di collisione inevitabile. Cosa succede se l'automobile autonoma di Francesca, che sta portando a scuola il figlio della sua proprietaria, ma si trova improvvisamente davanti due pedoni? Che cosa deve fare? Dovrà proteggere la vita del figlio di Francesca, perché nell'ottica di Francesca è importante la vita del figlio, e investire due pedoni? Oppure dovrà sterzare e schiantarsi contro un albero mettendo a repentaglio la vita del ragazzo? Io non ho una risposta a questo interrogativo, però è chiaro che nel momento in cui voglio realizzare un'auto autonoma devo pormi questi non è solo dominio di chi scrive il software, è anche dominio di che cosa si vuol far fare a queste macchine, a questa tecnologia. E allora il ruolo della riflessione etica non è certo quello di andare a discriminare tra quelli a favore e quelli contrari, tra ottimisti e pessimisti tecnologici, ma piuttosto di analizzare il problema sotto la lente dei concetti di equità, merito, uguaglianza e libertà. Questi sono i 4 parametri che nel dialogo con Guglielmo e con altri esperti che si occupano di etica e di tecnologia, di tecnoetica e quindi di etica e robotica, sono i 4 parametri significativi che orienteranno quelle che sono le scelte non solo tecnologiche ma anche politiche di un governo per consentire l'introduzione delle macchine intelligenti nella nostra società. E dovremmo essere in grado di individuare quali forme di protezione sia moralmente giusto mettere in campo per proteggere quei lavoratori anche dalle mansioni alienanti o frustranti o pericolose, quindi che vanno incontro alla disoccupazione tecnologica nel breve periodo, ma anche per affrontare eventuali inediti effetti nel lungo periodo se l'impatto delle macchine intelligenti costituirà una singolarità. C'è questo rischio, una singolarità nello studio dell'automazione, perché sono diventate troppo intelligenti e quindi potrebbero essere troppo autonome e quindi potrebbero essere eventualmente dannose per l'uomo. Concludo presentando, io ho conosciuto questa amica, ora posso dire, questa donna illuminata che è Elena Cattaneo, che un giorno mi ha fatto contattare dal suo staff e mi ha dato un homework, nel senso di fare una mappa di quelle che sono le competenze della robotica italiana. Le stelle le ho levate però, le stelline, perché mi sembrava un attimo troppo partisan. Però da questa cosa è nata anche una bella iniziativa, perché per quest'anno noi ci siamo, come dire, visto che la robotica è molto trasversale, io sono un docente di automatica come mia materia di settore scientifico disciplinare, non esiste un settore scientifico disciplinare di robotica, forse dovrebbe essere creato, non lo so, oppure magari sarebbe troppo affollato probabilmente, però vi giuro che la robotica italiana è ai primi posti a livello europeo e a livello mondiale. Giusto per darvi un dato, se noi guardiamo i finanziamenti del 7° programma quadro, che sono dati oramai assestati, l'Italia partecipa al budget comunitario nel 7° programma quadro con uno share del 13% nei vari settori di ricerca. Bene, la robotica è uno di quei settori, viva Dio, in cui il 16,5% di finanziamenti erogati dalla Commissione europea sono tornati in Italia, quindi c'è un saldo positivo, quindi c'è una comunità molto viva, e in questo grafico ci sono tutti i centri di robotica nel nord, e dicevo, noi ci siamo costituiti, abbiamo costituito l'Istituto di Robotica e Macchine Intelligenti, con sede qua a Milano, con sede legale a Milano, in cui abbiamo messo a sistema tutte queste competenze. Perché? Perché io sono un docente di automatica e tipicamente frequentavo la comunità scientifica dei miei pari, così. Poi di robotica si interessa anche i bioingegneri, i meccanici, gli informatici, gli elettronici, i misuristi e così via. E quindi abbiamo sentito il bisogno di creare una sola entità per dialogare con l'altra comunità, che è quella dell'intelligenza artificiale, che è altrettanto ben sviluppata in Italia, e anche con le istituzioni, e anche all'esterno a livello europeo. E questa è la parte del centro-sud che è altrettanto ben popolata. Noi abbiamo questo cluster nel centro-sud tra Federico II, la seconda università, Vanvitelli ad Aversa, Salerno, Cassino, Lazio Meridionale e Basilicata. E senza punta di polemica, uno dei miei ricercatori l'anno scorso, forse i dati ora si sono aggiornati, ha fatto un esercizio
molto, come dire, semplice, un po' naif, però accattivante, ha messo la parola robotica sul database di Scopus e ha messo, ho confrontato l'Istituto Italiano di Tecnologie, tutti i lavori prodotti da ricercatori interni all'istituto e anche magari che hanno posizioni affiliate con l'istituto, per confrontarla con questo cluster. Noi siamo consorziati in un cluster che si chiama Consorzio Create, che in qualche modo raccoglie tutte le università del centro-sud, e con una punta di orgoglio, mettendo assieme tutte le pubblicazioni di ricercatori, avevamo delle pubblicazioni, 100 pubblicazioni in più, con fondi tutti quanti pubblici e non, però diciamo, non voglio in qualche modo diciamo, virare verso tematiche e poi non sono così, però in qualche modo ecco, cioè, devo dire che vedete che il centro-sud da Ancona in giù, Perugia, Roma con le 4 università, cioè la Sapienza, Tor Vergata, Roma 3 Campus Biomedico, il cluster che vi ho presentato, e le stesse Bari, Lecce, Palermo, Catania, vabbè, Potenza fa parte del cluster, insomma, in cui c'è veramente una bella realtà, e poi c'è una comunità viva, molto molto coesa, e la prova è questo istituto di robotica e macchine intelligenti. Per quanto riguarda il mio gruppo, giusto alla fine, perché poi tutti questi risultati, al di là della passione calcistica e robotica di Bruno Siciliano, in qualche modo c'è sempre un team, no? dietro come dire, una persona che lavora con passione. Questo è il team Prisma. Prisma sta per progetti di robotica industriale di servizio, meccatronica e automazione. Presso l'Università di Napoli, Federico II, queste sono 4 esemplificazioni di quello che noi facciamo, cioè le applicazioni industriali, cioè il cobot, cioè il robot che viene utilizzato in sicurezza dall'essere umano, la parte di robotica aerea. Noi siamo il gruppo in Europa che negli ultimi 9 anni ha avuto il maggior numero di progetti finanziati su tematiche di robotica aerea. L'ultimo parte, il 1° dicembre, Arial Core, 6° progetto in 9 anni sulla robotica aerea. Utilizziamo questi robot aerei, i droni con i braccetti, li avete visti anche nel filmato generale, per fare operazioni di inspection e di servicing di grossi impianti industriali, dalle piattaforme offshore ai gasdotti, agli scambiatori di calore, alle infrastrutture critiche tipo il ponte, purtroppo il ponte Morandi che è caduto a Genova, che non veniva manutenuto e non venivano fatte, diciamo, le ispezioni sui sensori, sulle superfici, sull'integrità della struttura e così via. Poi c'è la parte un po' bionica, la parte, diciamo, di manipolazione su cui siamo bravini, e poi c'è la parte nuova, la parte chirurgica, con il centro Icaros, il centro di chirurgia robotica che dirigo presso la Federico II, e con appunto un orgoglio il nostro team, che è un team di 25 persone più o meno, a Napoli ha avuto 14 milioni di euro di finanziamento in 20 progetti europei negli ultimi 12 anni, che per un gruppo di questa dimensione è un record abbastanza ragguardevole. Avete visto nel trailer Rodiman e così via, quindi io vado a concludere con 2 video che sono stati carinamente menzionati nel materiale di comunicazione messo a disposizione da Ermanno per questa piacevolissima serata. Uno è quello per cui poi c'è stata, tra l'altro ho ricevuto un'email proprio ieri da ERCEA, che è l'Executive Agency di European Research Council, che c'è un award per l'impatto, ci sono diverse categorie, per l'impatto sociale e la copertura mediatica dei progetti. Io vado a fare domanda, anche perché, diciamo, Rodiman, grazie, vi devo raccontare questa storia, perché ero una sera in laboratorio, era una risottomissione di una proposta precedente, e lavoravo contro la scadenza con i miei ragazzi. A un certo punto avevamo fame, ed era la penultima sera su cui lavoravamo, tutti quanti in laboratorio, perché volevamo scrivere la proposta e quindi anche, diciamo, su che cosa finalizzarla. A un certo punto ordinammo una pizza, perché non avevamo neanche il tempo di andarla a mangiare, e io sono infinitamente grato alla città nella quale sono nato. Io sono solito dire che Napoli è una città che allena la complessità e la creatività. Ebbi un'illuminazione, perché guardando la pizza, ragazzi, proviamo a fare che il dimostratore di questo progetto sia la pizza. Professore, no, non è serio, perché noi vogliamo fare una cosa per i tessuti chirurgici, non è serio. No, dobbiamo farlo, perché tra l'altro è un eccellente espediente mediatico, perché chiunque è in grado di capire la complessità, la destrezza, la manualità che un pizzaiolo fa nelle varie fasi di lavorazione della pizza. Il progetto fu l'unica proposta di robotica finanziata nella call del 2012 del bando degli Advanced Grant degli European Research Council. E quindi vi faccio, questo è un video che è stato pubblicato su Mashable, che è una grossa, questo ha fatto più di 1 milione di views.
in America. È un video che risale a gennaio dell'anno scorso. Ovviamente è stata una metafora, è stata una sfida, perché l'obiettivo ovviamente non è quello di sostituirci a quello che i pizzaioli napoletani fanno al meglio, no? La pizza napoletana. Ovviamente è per mostrare quanto è complicato la sfida e come questa semplice, o comunque diciamo semplice nel senso quotidiana, dovremmo dire, operazione di preparare la pizza, il cui rituale praticamente dura 4-5 minuti, perché dall'impasto, io faccio l'impasto, poi lo devo volteggiare per farlo più sottile, poi condire è la cosa più semplice, cuocerla è difficile perché la fonte di calore è unilaterale e quindi io con dei movimenti destri, questo è un problema da un punto di vista di controllo, è un sistema sottoattuato, nel senso che c'ha meno ingressi delle variabili che voglio controllare, però insomma, non resistevo alla tentazione di fare una piccola chiosa, diciamo, tecnica di matematica, però il pizzaiolo è abile con questi due movimenti a ruotare nel breve volgere di 1 minuto e mezzo, perché tanto la pizza resta in forno per assicurare la cottura diciamo, uniforme. Bene, questa cosa è stata ripresa da Scientific American sulla pagina 3 nel Times di Londra, Rai, Sky, tutti quanti, insomma così, quindi effettivamente è stato, diciamo, secondo me una sfida vinta e tra l'altro ora noi abbiamo i risultati di queste cose sul riconoscimento di oggetti deformabili che stiamo applicando proprio in campo chirurgico per la palpazione dei tessuti, cioè per fornire quella come dire, percezione sensoriale, tattile al chirurgo che manca con il sistema Da Vinci, che è solo un sistema visuale, nel senso che il chirurgo che deve operare con la chirurgia robotica deve essere un chirurgo bravo e vi assicuro che io ho conosciuto, ora che in qualche modo frequento l'ambiente, ho scoperto che il chirurgo più bravo al mondo è un altro italiano, cervello in fuga, Pier Cristoforo Giulianotti, University of Illinois, Chicago. Gli ho visto fare, quando è venuto a fare un keynote a Napoli in un congresso organizzato sulla chirurgia minimamente invasiva, delle operazioni di chirurgia robotica che riguarda la microchirurgia, mentre invece il Da Vinci è nato per la scala millimetrica. È come mettere una macchina in Formula 1 che la guida un pilota tipo Vettel-Leclerc, non è che stanno tanto in buone acque ultimamente, si sono anche scontrati, poveretti, e così via, oppure che la guida uno di noi. C'è una grossa tecnologia, però ci sarà sempre quello più bravo che la va a utilizzare. Bene, il chirurgo che opera in chirurgia robotica deve essere anche bravo a interpretare le informazioni visuali, perché rispetto alla open surgery o alla laparoscopia gli manca il tatto. E quindi noi ora stiamo applicando, diciamo, potrei dire le tarantelle della pizza. E vi dico le tarantelle perché quando Mashable mi ha mandato il primo cut del video, i luoghi comuni, sapete che musica aveva messo? La tarantella. Io mi sono rifiutato, nel senso ho detto questa è una cosa scontata perché tu fai il video divulgativo e quindi ho scelto un tipo di musica un tantino più seria, più così, diciamo, dei tipici luoghi comuni. Però Rodiman, a fine progetto che è finito il 31 maggio 2019, poi è stato invitato in una kermesse particolare. Questo è stato un qualche cosa, diciamo, veramente di unico. Perché? Perché voi conoscete il Festival di Ravello, che si fa ogni anno sulla costiera amalfitana, dove, diciamo, su quel palco ci sono stati direttori di orchestra ben famosi. E noi abbiamo accettato la sfida di voler fare in modo che Rodiman potesse dirigere l'orchestra degli allievi del Conservatorio di Salerno, diretti dal maestro Maffucci. E quindi vi faccio vedere quest'altro video che racconta il backstage in laboratorio,
che poi ha portato alla performance a Ravello. Questo è l'avatar di Rodiman, questo è il maestro che, come il mastro pizzaiolo, indossa la suite sensorizzata. Il video è stato curato da un regista professionale, che poi è il marito della mia communication manager. Noi abbiamo un modello biomeccanico della persona, quindi un avatar, però poi dobbiamo trasformare questi dati a robot. Si è molto divertito durante, devo dire che era molto preso. E poi il 23 luglio sul palco di Ravello c'è stata l'esibizione di Rodiman con l'orchestra degli allievi del Conservatorio di Ravello. Lui un po' non si fidava, nel senso che stava là di corvée. L'area di Bach è un po' lunga, io non vorrei tediarvi, forse lo posso magari portare verso la fine, insomma, però c'era stato un esperimento in questo senso, fatto, magari abbasso un pochettino il volume, fatto a Pisa, ed era stato fatto anche con Bocelli, col tenore, era stato fatto un robot dell'ABB, Yumi. Però c'è una differenza fondamentale, che quello era stato programmato con un algoritmo, mentre invece noi abbiamo ritenuto di acquisire i movimenti dall'essere umano. Perché? Perché un conto è un algoritmo che è un po', abbiamo dato corpo all'intelligenza artificiale a tutti gli effetti, nel senso che questa è la conduzione di orchestra dei movimenti appresi da quel maestro, che può essere più bravo o meno bravo di un altro maestro. E non è un fatto assoluto di un algoritmo che ha scritto un software, quindi in qualche modo anche in questa semplice esibizione si coglie quello che è l'aspetto, cioè nel senso che noi dovremmo essere in grado, dovremmo essere bravi anche dal poter personalizzare la macchina all'uso e all'esigenza di ciascun essere umano, perché ciascun essere umano è differente, c'è il maestro più bravo e il maestro meno bravo, c'è il chirurgo più bravo e il chirurgo meno bravo, quindi la tecnologia deve essere al servizio in questo senso e non esiste un algoritmo assoluto che può risolvere le patologie, parlando di Watson, di qualunque paziente, perché ogni paziente ha le sue esigenze, quindi questo insomma è la sfida continua che noi viviamo anche in questa semplice così, insomma, esibizione, diciamo, artistica, no? In qualche modo, anche perché lo scenario è bello, perché c'è un panorama mozzafiato, no? sulla costiera amalfitana e su Maiori e Minore sotto, insomma, devo dire che quando siamo andati al pomeriggio là è una cosa
veramente, io avevo la pelle d'oca. Io ho fatto un breve talk di mezz'ora prima di questa esibizione e avevo la pelle d'oca a tutti gli effetti, solo fatto di sapere che, diciamo, là si sono esibiti direttori di orchestre e orchestre veramente, come dire, di rilievo mondiale. Io mi fermerei qua anche per lasciare spazio e quindi passerei a ringraziarvi per la pazienza e per l'attenzione che avete avuto e sono a vostra totale disposizione per domande, curiosità. Insomma, io in qualche modo vivo molto questo fatto di riuscire a comunicare quello che è, diciamo, il fatto fondamentale, il bello della tecnologia, e con la robotica questo bello, a mio avviso, si riesce a cogliere, è quello della passione di una comunità scientifica di ricercatori, anche perché no, diciamo, dei ragazzi che lavorano nel mio team, di così, insomma, fare un qualche cosa che poi possa essere, diciamo, in questa visione ottimistica, diciamo, quindi io sono un ottimista tecnologico, non sono un pessimista tecnologico, possa portare di bene a questo, diciamo, al nostro paese e anche alla nostra società. Grazie di cuore. Grazie mille. Quello è il mio motto inspirational, che chi ha fatto studi matematici sa che il gradiente di una funzione denota la direzione, no? Nel quale evolve una funzione. Per me il keep the gradient vuol dire prendere il buono dalle cose, non è solo ovviamente di andare nella direzione positiva, ma di creare opportunità positive per tutto ciò che contorna un gruppo e un determinato ambiente. Quindi io ebbi così, con un bicchiere di vino dopo cena, un convegno a Ischia, coniai questa cosa del keep the gradient. Mi fa piacere perché ora vengo addirittura quotato, nel senso che escono articoli sui media, come dice Bruno Siciliano, keep the gradient, insomma, quindi è una cosa che ovviamente, diciamo, mi piace perché venne spontanea una serata e poi è diventato, insomma, un inspirational motto a tutti gli effetti. Grazie mille. Approfittiamo per prenotare delle domande. C'è il collega che chiede il microfono. Intanto vi annuncio che l'edizione dell'anno prossimo di Scienza Ultima Frontiera sarà moderato da Rodiman. Va bene. Allora dobbiamo iniziare a lavorare perché tu hai degli obiettivi alti, quindi insomma allerto il team a casa. Buonasera. Prego. Lei ci ha fatto vedere tutta una serie di usi civili di questi Sì. robot. Vorrei sapere due cose. La prima, Sì. se lei è stato sollecitato ad un uso anche militare di queste macchine e qual è il suo punto di vista etico sul loro utilizzo. Questa, insomma, è la domanda che mi sarei aspettato e che, diciamo, è di quotidiana attualità. Allora, innanzitutto devo dire che il grosso della ricerca negli Stati Uniti nel settore della robotica è finanziata da DARPA. DARPA è l'agenzia di Department of Defense, perché tutto il grosso, per esempio avete visto Big Dog, cioè il cane robotico, quello è pensato di incursione. Quello che sono gli esoscheletri sono pensati come zaini intelligenti per i marine impegnati nelle campagne nel sud-est asiatico per portare strumentazione pesante e molto costosa. Quindi io personalmente non sono mai stato, tra l'altro non l'avrei fatto. Ebbi un solo contatto con l'industria italiana, la Automelara, con sede alla Spezia, e mi rifiutai di lavorare su questo. Era un problema, diciamo, borderline, perché era un problema di sminamento. Però è chiaro che questo è vero per ogni tecnologia, nel senso che nel momento in cui sviluppo, per esempio, l'esoscheletro consente a una persona, se è stata una breve sequenza nel filmato, che per esempio è stata colpita da un ictus, da avere un comportamento sensomotorio al pari di una persona, diciamo, normalmente abile. Però consente anche, ancora un uso buono, potrebbe essere l'esoscheletro, che indossato da un infermiere in un ospedale può portare un paziente senza sentirne il peso. Però è chiaro che una persona normalmente abile, indossando un esoscheletro, diventa un superuomo, e quindi diventando un superuomo ha capacità superiori a quelle di un essere umano. Dal momento che il grosso della nostra ricerca è stata finanziata da progetti europei, c'è un protocollo molto rigoroso
nel proporre proposte di ricerca che possono essere finanziate dalla Commissione europea, che ovviamente non ci deve essere nessun coinvolgimento di tipo bellico neanche a parlarne, ma anche diciamo per la difesa e anche per l'utilizzo delle persone. Faccio un esempio. Io coordino un progetto di ricerca recente, che è il progetto Refields, che è un progetto di robot per l'assistenza nei supermarket. C'è un partner grosso che è DM, Drogery Market, che è uno dei grossi supermercati non solo in Germania, ora hanno iniziato ad aprire anche dei negozi in Nord Italia, Mantova, Brescia, Padova, Verona, loro fanno cosmetici. Bene, là abbiamo parlato con i trade unions, con i sindacati, perché? Perché da un lato noi vogliamo andare a defaticare l'attività dei fattorini, dei facchini che devono portare i pesi, perché da un punto di vista, come dire, il diritto del lavoro possono portare pesi per certo numero di ore. Quindi ovviamente questo per dire che ogni volta che c'è una tecnologia bisogna sempre porsi il problema. Il drone potrebbe sostituirsi un domani all'attentato, no? Nel senso che è un po' il timore di Elon Musk, che dice l'intelligenza artificiale può essere dannosa perché alla fine prevarranno tutte queste cose. In Giappone sono ancora più seri, perché per esempio quando c'è stata la tragedia di Fukushima, purtroppo i giapponesi sono dovuti ricorrere agli americani, ai robot, che gli ha dato, Papbot, quel robot a cingoli, per l'ispezione dell'impianto nucleare. Se avessero utilizzato dei droni avrebbero fatto un'ispezione molto più rapida, però loro hanno dei codici civili molto più stringenti anche sull'utilizzo di questi veicoli nelle zone che poi sono comunque zone confinate di un impianto nucleare. Quindi in definitiva il rischio c'è che questa tecnologia possa essere utilizzata, come dire, per fini offensivi, e non come tutte le cose belle che ci siamo raccontati stasera allo scopo dell'umanità. Ovviamente sta sempre all'uomo e alle scelte. Per esempio, giusto per dare come alla fine, come dire, il dialogo con l'unità scientifica è importante, c'è tra l'altro un'audizione che ha fatto proprio Guglielmo Tamburino alle Nazioni Unite, si parla di LAWS. LAWS sta per Lethal Autonomous Weapon System, e in quel caso si parla di meaningful human control, cioè del controllo umano, perché alla fine chi è che manda l'arma letale di incursore? È sempre l'essere umano. Nella zona di demarcazione fra le due Coree ci sono delle torrette che automaticamente riconoscono le persone e sparano se uno vuole invadere, l'altra se vuole scappare, però potrebbe essere anche un rifugiato, cioè qualcuno che scappa perché magari è una persona buona. E allora, dietro l'utilizzo di questa tecnologia avanzata, di questa tecnologia spinta, c'è sempre l'essere umano e le scelte politiche che vengono fatte. Non so se io ho cercato di rispondere alla sua domanda in maniera articolata, per dare l'esempio ovvio, ovviamente in campo bellico e così via, però c'è tutta una gamma. Tra l'altro gli esoscheletri, do un esempio di successo di tecnologia italiana, spin-off della Scuola Sant'Anna, Chiara Carrozza, ex ministro dell'università, e Nicola Vitiello, valente napoletano dalla fede azzurra, che è professore associato. Io ho cercato di corteggiarlo in tutti i modi per farlo tornare a Napoli, Federico II, però lui sta troppo bene a Pisa, anche perché effettivamente il bacino di Pisa è un bacino talmente ricco da questo punto di vista. Loro hanno fatto uno spin-off che si chiama Juvo. Juvo è stato acquisito da Comau, che comunque è il leader italiano di robot industriali, e da Ossur, società islandese che io ho visitato l'anno scorso a Reykjavik, che sono leader per quanto riguarda la protesica e l'ortotica. Bene, hanno investito in questa società. Il primo prodotto commerciale non è un prodotto per la riabilitazione dei pazienti di ictus, ma è un ostescheletro che si chiama Mate, che è pensato per essere indossato dagli operai che lavorano per esempio in un'officina oppure su una cella manifatturiera. Se lei va a Ingolstadt, dell'impianto dell'Audi, gli operai hanno l'esoscheletro. Perché? Perché lavorano in condizioni ergonomiche più facilitate. Bene, l'esoscheletro fatto a Berkeley da Cazzeroni, Blix, lo stesso esoscheletro, lo stesso principio è diventato lo zaino intelligente per i soldati americani. Quindi per dire, insomma, c'è un uso civile, un uso sociale, c'è un uso medico e poi c'è anche quello. Non lo voglio neanche nominare. Grazie, prego, altre domande? Prenotatevi.
Sì. Da qua davanti. Prego. Buonasera. Buonasera. Grazie per la bellissima enunciazione della materia. Volevo sapere una cosa. Sì. Io non sono un tecnico. Quanto costa dal punto di vista energetico far funzionare la robotica? Cioè, quanto costano energeticamente? E poi, seconda domanda piccolissima, quanto vale ancora la fantasia nella progettazione? Tantissimo, tantissimo. La fantasia, diciamo veramente tantissimo. Diciamo, questo è in streaming? Sì. Forse non lo posso far vedere perché volevo farvi vedere una chicca. Vabbè, ve la faccio vedere, poi magari facciamo finta che, diciamo, anche perché incrocio le dita. Lei dice la fantasia, giustamente, no? Io le rispondo in maniera indiretta. Vediamo un attimo se riesco a beccare. C'ho la rete? Sì, c'ho la rete, quindi c'ho Dropbox. Quindi che però me lo prendo da qua. Abbiate un attimo di pazienza, vi faccio vedere una cosa che è molto fantasiosa. Ora, diciamo, dal momento che mi sono riscaldato, voglio condividerla con voi perché incrocio le dita che possa passare stavolta. Ed è, aspettate un attimo, vi voglio far vedere un filmato per la fantasia. Ecco qua, aspettate un attimo, sì. Questo non lo dite a nessuno perché voglio dire è un'idea, insomma, proprio qualcuno ce la ruba, insomma. Questa è la fantasia. Voi conoscete il problema? Io mi sono sottoposto alla prima colonoscopia a 50 anni. È un esame invasivo che è anche fastidioso, no? Insomma, in qualche modo. E noi la fantasia, mettendoci così con alcuni colleghi, ci siamo inventati questo robot a stantuffo a eversione che si gonfia dentro il colon in maniera molto molto poco invasiva, con un sensore in punta che possa marcare i polipi, e poi dopo c'è una microcapsula robotica che scorre per fare quello che si chiama Theranostics. Theranostics significa fare terapia durante la diagnostica ed è un trend attuale della medicina moderna, quella di poter sfruttare gli orifizi, molto meno invasiva. E quindi praticamente c'è questa microcapsula. I polipi, le sospette masse precancerose sono state individuate e poi dopo c'è un sensore a ultrasuoni che va a confermare la massa, diciamo, precancerosa, e poi avete visto che ci sta un robottino bimanuale con un cutter e con un grasper che va a, diciamo, recidere la massa, diciamo, tumorale e che la esporta. Il tutto viene succhiato. Questa qua è un'idea incredibile, è un'idea, diciamo, come dire, che ci è venuta perché praticamente in campo biologico ci sono molti di questi meccanismi, diciamo, la stessa proboscide dell'elefante è un qualche cosa di soffice, che va a scardinare quello che è diciamo, come dire, la realtà industriale in cui i sistemi, per essere precisi, devono essere rigidi, ma qua non è la precisione può essere data dal sensore. Però il robot, diciamo, che si gonfia, soffice, che va lungo le pareti del colon è un qualche cosa, diciamo, almeno a mio avviso, di grossa fantasia, di grossa creatività. Tornando al problema energetico, qua c'è un problema energetico, però voglio dire, insomma, l'energia necessaria in questo caso è molto ridotta. Un campo di applicazione in cui il fatto energetico è rilevante è quello dei droni, perché i droni, come, diciamo, lei non è un tecnico, però, diciamo, immagina che l'autonomia di un drone, essendo alimentato non per propulsione a scoppio, diciamo, a gasolio, a benzina, ma essendo elettrico, si scarica, no? È un po' come anche questi effetti, questi qua. Allora, il drone non può portare il power bank, perché il power bank pesa, e il carico utile di un drone, che è così leggero, deve portare la telecamera, deve portare il braccetto viene fatto in lega leggera e così via, quindi c'è un carico di qualche chilo. Diciamo, io non parlo dei droni utilizzati per la fotografia, i droni utilizzati in campo civile. Bene, là la creatività è venuta in soccorso, perché? Perché in uno dei progetti attuali, che si chiama High Flyers, noi ci siamo inventati questo meccanismo ibrido. Piuttosto che continuare a volare e avere una mano volante che deve fare l'operazione, facciamo una cosa: voliamo, andiamo sulla condotta, andiamo in sito, poi si ancora,
si ancora con grosso risparmio energetico, e può utilizzare un meccanismo a cingoli o a ruote per scorrere lungo la superficie su cui deve fare un'operazione. Quindi si va sempre a coniugare quella che è la creatività, il progetto, il fatto di creare, insomma, questo è il bello secondo me dell'ingegneria da questo punto di vista, non è solo una peculiarità del campo della robotica, e il punto energetico si sente, molto sentito proprio a livello, diciamo, tutti i sistemi in qualche modo teleoperati, anche lo stesso robot sottomarino che avete visto in un recupero archeologico di un vaso a 100 metri di profondità, dove ovviamente un palombaro non può arrivare, però non può manipolare anche, prendere un vaso delicato come è stato fatto in quella sequenza di filmato che avete visto. Bene, anche là c'è ovviamente, diciamo, là il sistema è tethered, nel senso che è a cavo, quindi può essere alimentato, però ci può essere un'esigenza di tipo energetico nel momento in cui io, diciamo, devo alimentare a distanza. Poi ci possono essere anche scenari ora attuali in cui ci si può ricaricare attraverso la rete, perché, diciamo, nei nuovi sistemi, e anche questo che sarà fatto a livello del 5G, questo succederà, nel senso che darà una fonte ulteriore di alimentazione e di ricarica. È sicuramente un tema sentito, però in qualche modo si cerca sempre di supplire con la creatività del progetto, cioè con un'idea che possa essere rivoluzionaria e scardinare quelli che sono dei paradigmi, perché la robotica industriale è sistema rigido. Ora uno degli argomenti di ricerca più caldi è quello della soft robotics, e ci tengo anche a raccontarvi una cosa che, diciamo, mi ha fatto piacere, perché io ho avuto un allievo di dottorato. Noi abbiamo un'associazione scientifica a livello europeo, l'European Robotics, che ogni anno dà l'award alla migliore tesi di robotica, tesi di dottorato di robotica a livello europeo. 3 volte allievi italiani hanno vinto questo award. Uno è un mio allievo che ora è professore ordinario all'Università di Cassino e Lazio Meridionale, Gianluca Antonelli, che vinse la prima edizione. Poi ha vinto Manuel Catalano, uno studente di Antonio Bicchi al Centro Piaggio all'Università di Pisa, e quest'anno di nuovo un mio allievo ha vinto l'award a Bucarest al Forum della Robotica Europea su una tesi, diciamo, innovativa proprio sul concetto della soft robotics. E io, un altro dei miei dottorandi attualmente sta a UC Santa Barbara e sta lavorando su questi, sperando che il progetto venga accettato, su questi temi del robot eversione, cioè del robot a stantuffo, che da un punto di vista meccanico è molto allettante, però il controllo è molto più difficile rispetto al sistema rigido, perché io devo tener conto degli effetti di deformazione, ci sono, diciamo, degli effetti, e tra l'altro, ecco, insomma, in questo abbiamo anche imparato tantissimo dall'esperienza fatta con Rodiman, con i materiali deformabili. Quindi si cerca di mettere a sistema, diciamo, diverse competenze che vengono da un punto di vista meccanico, da un punto di vista, diciamo, anche industriale per quanto riguarda le competenze energetiche. Per esempio, un robot il progetto che parte ora il 1° dicembre, abbiamo un robot per la manutenzione delle linee elettriche di alta tensione. Bene, in quel caso si può utilizzare il campo magnetico per ricaricare il robot, perché il robot nella vicinanza si può ricaricare. Bisogna fare virtù, no? Poi gli italiani sono bravi in quanto a creatività, devo dire. Bene, qui c'è una domanda. Sì. Prego, a voce alta. Nel test di Turing, da quello che so non sono riuscita ancora a passarlo, o perlomeno non interamente, non Sì. dal punto di vista emotivo. Secondo lei sarà possibile passarlo in futuro? Domanda, diciamo, allora io ti faccio una controdomanda, perché allora tu non sei ancora stato in grado di passarlo, e, diciamo, che cosa ti ha penalizzato, che cosa ti ha frenato? Cioè, nel senso, voglio capire, tu puoi avere, diciamo, pensi di fare, come dire, un allenamento, un esercizio particolare per superare, se ho capito bene la domanda? Il test di Turing? Il test di Turing, sì, quello diciamo, allora, il test di Turing, allora, alcuni ritengono che il test di Turing con i sistemi robotici, con le macchine intelligenti, in particolare, allora c'è stato, ti rispondo indirettamente, qual è quel film ultimo che è uscito, Ex Machina, ecco, insomma,
L'hai visto quel film? No, vabbè, comunque a questo punto si instilla il dubbio che una persona possa essere un accrocco, diciamo, di cavi, una cosa hardware e così via, al punto tale che si fa un taglio per vedere se esce il sangue, no? Allora, diciamo, secondo me, diciamo, la mia risposta è questa: se noi ci limitiamo all'intelligenza di un algoritmo, quindi diciamo di un algoritmo quindi tipico di intelligenza artificiale, coloro che si occupano di intelligenza artificiale sono convinti che il test di Turing in realtà, diciamo, è stato già superato, è stato già raggiunto quel, diciamo, quel target e così via. Se però invece il test di Turing tu lo vai in qualche modo, fammi dire, a umanizzare, a personalizzare, cioè sul fatto che vuoi una macchina a somiglianza dell'uomo, questo no, nel senso che è quello che limita le persone, è che innanzitutto io prima ho fatto menzione, no, delle cosiddette macchine con sentimenti. In effetti, io vi ho parlato di assistenti personali, un robot, no? Ora, alla stessa stregua come una persona può trattare bene o male un'altra persona perché magari la persona è più simpatica, più amichevole, questo può avvenire anche per le macchine. Perché? Perché se io prendessi, cioè per il fatto che è una macchina, io potrei sentirmi autorizzato di prendere a calci, perché tanto penso che è una macchina, no? Nel senso che, pensiamo a una cosa tipo candid camera, nessuno mi vede, tanto è una macchina, la macchina mica parla, mica può riferire che è stato malmenato, no? Quante storie noi sentiamo diciamo, di percosse negli asili, oppure anche per menzionare cose tipo pedofilia e così via. Quindi succedono queste cose, no? Allora uno potrebbe pensare che la macchina a quel punto risolve la cosa, perché la macchina è la macchina. Bene, però la macchina è intelligente e la macchina ricorda i comportamenti umani di chi interagisce con la macchina. Quindi, diciamo, se io volessi idealmente applicare il test di Turing a una macchina, mi verrebbe da dire che nel momento stesso in cui un robot di compagnia deve allietare i momenti di una persona anziana oppure di una persona così, se si ricorda che l'anziano l'ha trattato male, essendo intelligente può elaborare le informazioni e decide di essere meno friendly, meno amichevole nei confronti della persona. Questo è già possibile con la tecnologia, è già possibile. E per questo si parla, diciamo, di sentient machines, cioè di macchine così. Il problema qual è? Che a livello percettivo, a livello di intelligenza, siamo praticamente molto vicini a realizzare algoritmi intelligenti che rispondono al test di Turing e così via. Dal punto di vista fisico è molto più complicato ed è questa secondo me la sfida che andrà a connotare lo sviluppo assieme, come voluto a livello europeo, della robotica con l'intelligenza artificiale. Ora è il momento, secondo me, di affrontare queste tematiche e che non sono di semplice soluzione. Prendiamo un'ultima domanda, poi chiudiamo. Prego. Buonasera a lei. Probabilmente a una delle mie due domande, veramente rapidissime, ha già parzialmente risposto. Nell'ultimo anno a me è capitato di leggere un sacco di roba riguardante intelligenza artificiale, robotica e questo tipo di tecnologie. Mi sono imbattuto in persone che sono convinte che entro la fine del secolo ci sarà questo momento di singolarità, quindi delle macchine che riusciranno a avere sensazioni umane o un'intelligenza forte che abbia sensazioni umane che sia in grado anche di replicare se stessa. Poi andando avanti mi sono imbattuto nel buon Federico Faggin che dice che comunque non ci sarà mai una macchina cosciente a se stessa. Volevo magari un attimo sentire il suo parere. E l'altra invece, se mi permette rapidissima, l'altra domanda invece è sui lavori che spariranno e sì, i lavori che verranno invece nuovi, che noi non conosciamo ancora. Ma infatti, la maggior parte, secondo me, la maggior parte dei lavori che saranno assolutamente non li conosciamo. Assolutamente. E infatti vuol dire che ci saranno tanti istruttori, avremo bisogno di tanti istruttori, perché assolutamente, comunque quando uno smette di fare un qualcosa sì, che faceva prima,
dovrà riciclarsi e cercare qualcosa di nuovo. Ma infatti il problema è quello del turnover, cioè rispondo prima alla seconda domanda, insomma il problema è quello proprio della riconversione, nel senso che era un passaggio di una delle mie ultime slide, il problema della disoccupazione tecnologica esiste proprio perché se io ho imparato a fare un mestiere, no? Che faccio? Cioè una persona della mia età, persona normale e così via, ha una certa, come dire, riluttanza a riconvertirsi a fare un'altra cosa dopo che magari ha imparato un mestiere manuale, per quanto pericoloso e così via. Questo è un problema che bisogna affrontare. È chiaro che noi non abbiamo probabilmente, forse non so se è una peculiarità italiana oppure degli altri paesi, però il mondo un po' sta cambiando e ora si parla di continuing education, cioè nel senso che in qualche modo per la rapidità con cui evolve una società è importante, cioè nel senso che questo anche le persone di mezza età lo stanno sperimentando, sul fatto che è sempre importante in qualche modo stare al passo coi tempi e una volta si imparava un mestiere e quello era, nel senso così, mentre invece ora c'è molta più mobilità nel lavoro e ci sono persone che hanno capito che possono investire a seconda poi delle fasce d'età, dei momenti, anche delle esigenze che nascono in dipendenza dai vincoli propri, no? Di famiglia e così via, delle occasioni di studio, nel senso che non è che si torna a studiare, si prende un'altra laurea e così via, però ci sono occasioni di apprendimento, cioè questo concetto della continuing education. Questo è un qualche cosa che secondo me a livello politico dovrebbe essere promosso maggiormente, perché è solo quello che potrebbe consentire di ridurre l'impatto della disoccupazione tecnologica se qualcuno ha imparato un mestiere e ha una riluttanza per poter farlo, no? Nel senso che magari quella persona, penso proprio a voce alta, che ha imparato una cosa, potrebbe essere l'istruttore eccellente per una macchina. Per esempio, dalle parti mie, in Costiera Amalfitana, fanno le maioliche dipinte a mano e c'è tutta un'arte che viene tramandata. Quando io ho ristrutturato l'appartamento nel quale abito, c'erano delle maioliche che aveva messo la nonna di mia moglie, fatto da un mastro artigiano, che erano dipinte a mano, spennellate una a una. Bene, un robot le può fare le può fare e soprattutto può anche fare gli effetti di spennellatura uno diverso dall'altro, per vedere che non sono fatte in Cina, ma sono fatte come se fossero fatte a mano. Allora probabilmente un artista, penso veramente a voce alta, un artista che ha imparato e così via, potrebbe essere, visto che l'ha menzionato lei stesso, l'istruttore perfetto, tutto sommato il progetto poi della pizza ha un valore aggiunto come heritage. Questo è quello che si chiama e-heritage, cioè la possibilità di tramandare le tradizioni culturali di un paese, perché ci sono dei lavori che nessuno vorrà più fare, anche il pizzaiolo, no? Nel senso, in qualche modo. Nel filmato, quello generale, si è visto un maestro di danza giapponese che insegnava al HPR, l'umanoide di Tsukuba, a danzare. Queste sono cose che vengono tramandate di generazione in generazione e si possono perdere. Allora noi possiamo utilizzare la tecnologia opportunamente guidata e in coabitazione con gli esperti, con gli esseri umani, per tramandare il patrimonio culturale, le tradizioni di una società, di un paese alle generazioni future. E non è solo un fatto di storaggio di dati in un computer, perché c'è la parte animata, c'è la parte fisica, ed è questo, la robotica si presta molto a questo esercizio dell'heritage. Tornando alla sua prima domanda, quello della coscienza, è vero, nel senso che io ho parlato di sentimenti, ho parlato di intelligenza, ho parlato che la macchina può continuamente apprendere, dove la reazione di una macchina diventi cosciente è ancora materia che almeno per quanto mi costa non credo che gli esperti siano stati già in grado di dare una risposta. Il mio auspicio è che la macchina in qualche modo, che sia sempre condizionata a quella che è la coscienza degli esseri umani, nel bene e nel male. Il fatto che questo accada e che noi possiamo etichettarla come coscienza di una macchina, io resto ancora titubante, nonostante in qualche modo
può sembrare, anche quando uno vede tutte quelle, cioè i robot per l'assistenza e così via, così, ma c'è sempre un grosso sforzo, diciamo, di programmazione e di realizzazione da parte dell'essere umano, e quindi a quel punto la coscienza è di chi gli fa fare certe cose alla macchina, insomma. Questo è anche il mio auspicio, insomma, cioè il mio ottimismo si limita al fatto che io non vorrei che poi diventi cosciente al punto tale da poter prendere delle decisioni. Tra l'altro, per esempio, nel campo della salute è quello, perché una delle tecniche per aumentare la percezione sensoriale è quella di avere un sistema robotico che aiuta nella sutura, nella cosiddetta anastomosi, cioè il fatto di far combaciare dei tessuti dopo un'operazione. Bene, la macchina può fare molto più preciso, però poi è sempre il chirurgo che si prende la responsabilità, diciamo, di chi ha condotto l'operazione, cioè nel senso che ovviamente non è, quindi ben venga che sia così. Sì, c'è un'altra, non so se possiamo ancora prenderla. Sì, rapidissimissima. Sì. Quella cosa che ho letto sul giornale all'inizio dell'anno che diceva di un robot che si è rifiutato di fare non so che cosa perché non aveva voglia, ma è leggenda o è vero? No, è vero, è proprio legato a quello che dicevo prima, nel senso che se io tratto male la macchina, se la macchina è programmata con sufficiente intelligenza da avere memoria e da ricordare queste cose, il robot si può rifiutare. Cioè, questo secondo me deve essere accettabile, nel senso che, cioè, ci può stare che, anche perché se no, tra l'altro, c'è addirittura, è stato anche oggetto così, cioè se i robot che vengono assunti usano quotazioni, utilizzati una cosa, se uno deve pagare le tasse come i lavoratori, se devono essere trattati alla stessa stregua dei lavoratori o meno, insomma, quindi che fa? Il robot si mette a scioperare? Sto dicendo una cosa, cioè, nel senso che, voglio dire, così come si possono trattare bene o male gli esseri umani, dobbiamo accettare che uno può trattare bene o male anche le macchine. Cioè, io non ci vedo nulla di sbagliato in tutto ciò, insomma, è così. Fermo restando che sono macchine, fermo restando che sono al servizio dell'essere umano. Bene, ringraziamo davvero tantissimo il nostro ospite. Grazie di cuore a voi. Adesso dovete aiutarmi a smontarlo, che lo devo rispedire a Napoli. No, ma sono in carne e ossa. Non ha passato il test di Turing. L'appuntamento è per venerdì prossimo, la serata conclusiva, in cui ci porremo un problema drammatico, cioè se all'universo importa qualcosa della nostra vita. E con questo interrogativo gigantesco chiuderemo questa splendida rassegna. Grazie a tutti, buonanotte.